Imprese e famiglie a rischio infiltrazioni mafiose. Il prefetto Laganà chiede maggiori controlli alle forze dell'ordine e lancia un appello alle banche: siate più veloci nel credito. E a proposito di credito alle imprese, le banche attendono le regole da Roma per i prestiti garantiti. Intanto i crediti cooperativi non possono sostenere le associazioni e sul credito garantito servirà alle imprese per pagare le tasse. In Veneto la ripartenza sarà sostenibile e poggerà su mascherine, guanti e gel, così il governatore Zaia. Nel pomeriggio intanto è stato presentato a categorie e sindacati il nuovo piano che prevede la figura del Covid Manager. Si lavora anche nella Marca per una riorganizzazione degli ospedali, per un ritorno alla normalità, anche se resteranno dei letti a disposizione per futuri pazienti Covid. Il direttore Benazzi: nulla sarà più come prima. Primi risultati del pool per il controllo dei prezzi organizzato dalla polizia locale. Lo stesso prodotto, spiega il comandante Gallo, subisce notevoli rincari. In vista della riapertura della stagione turistica, il CAI del Veneto pone l'accento sui rifugi. Ci sono troppe incertezze, ma insieme ce la faremo, dice il presidente Frigo. 70 anni di matrimonio, un anniversario molto speciale, quello che hanno festeggiato Giorgio Zane e Nelda Mariotta, da 70 anni marito e moglie. Gli auguri in videochiamata del sindaco Mario Conte. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. In primo piano dunque le parole del prefetto di Treviso Laganà, che ha convocato un tavolo tecnico tra tutte le forze dell'ordine per predisporre una serie di controlli su possibili infiltrazioni mafiose legate all'attuale situazione finanziaria. E dalla prefettura l'appello alle banche: siate veloci nel credito per evitare che il denaro sporco entri nel nostro tessuto economico. Un tessuto ricco che poi in qualche modo va in difficoltà diventa oggettivamente, viene attenzionato anche dalle organizzazioni criminali. Parte da questa constatazione il prefetto di Treviso per lanciare un appello chiaro e diretto a difesa delle nostre aziende da possibili infiltrazioni mafiose, in particolare alle banche, chiamate in prima linea a garantire quel cuscinetto di liquidità alle imprese in difficoltà dopo 2 mesi di fermo forzato dal contagio. Di accelerare al massimo quelle che sono le procedure, quindi evidentemente di limitare al massimo quelle che sono le cose che vengono richieste, le carte e quant'altro, per prima di dare un credito, una volta ovviamente rispettate quelle che sono le disposizioni normative a cui non possono sottrarsi. Perché in queste condizioni sono soprattutto le piccole aziende, ma anche molte famiglie esposte a fenomeni di usura e di infiltrazione malavitosa. Sicuramente uno dei grandi problemi sarà quello della liquidità, bisogna quindi garantire alle famiglie e agli operatori economici il massimo accesso a quello che è il credito legale, per evitare di finire poi a farsi finanziare, si sa con quali poi effetti collaterali, da persone che ovviamente utilizzano il denaro, questi sistemi per riciclare denari e quant'altro. Prefetto che sullo stesso fronte ha già convocato le forze dell'ordine. Il tavolo ristretto alle forze dell'ordine, le quali evidentemente intensificheranno quelle che sono le attività info-investigative, e poi faremo anche degli approfondimenti, degli attenzionamenti per quanto riguarda quelle che sono le filiere più appetibili, quelle degli appalti in particolare, quindi per capire se appunto nell'ambito dei lavori di una certa importanza che sono nel territorio si possono eventualmente come dire, annidare o comunque possono queste organizzazioni criminali in qualche modo inserirsi. Infine la verifica sulle domande di riavvio di attività, ad oggi oltre 4.000 quelle giunte in prefettura. Abbiamo esaminato quasi 2.500 istanze e siamo arrivati a circa 210 sospensioni. Lo facciamo con, come ho già detto, la consapevolezza che abbiamo a che fare con gente che vorrebbe lavorare e che si vede in qualche modo frenata. Ecco, quindi speriamo che al più presto ci sia, sulla base di quello che diranno ovviamente le autorità sanitarie e dell'andamento del contagio, si possa veramente ripartire, perché anche chiudere e sospendere non è una cosa che si fa a cuor leggero. E all'appello del prefetto sentiamo la risposta delle banche con uno degli storici crediti cooperativi della Marca. Noi stiamo facendo il possibile per sostenere le nostre aziende, in attesa però che ci venga definito meglio da parte del governo, della BCE, tutti quelli che sono i passaggi necessari per concedere il credito che è stato enunciato. Questa è la risposta dalle banche all'appello del prefetto Laganà, in particolare i crediti cooperativi che devono sottostare da una parte alle regole della Banca Centrale Europea e dall'altra alle normative che Roma deve ancora definire sulla garanzia totale promessa dallo Stato. Intanto dal mondo della cooperazione si cerca di fare il possibile per garantire liquidità alle aziende ferme da mesi. In questo momento quali sono i settori che secondo il vostro punto di vista stanno soffrendo maggiormente?
è indubbiamente il turismo e la ristorazione e anche l'agricoltura per certi aspetti, quindi sono quelli che sono maggiormente attenzionati da parte del Consiglio di amministrazione, che si sta impegnando per cercare di dare le risposte in maniera sollecita e cercando di avere quella elasticità che oggi è necessaria, altrimenti il sistema non funziona. Tutto questo senza andare in contrasto con le norme sul credito stabilite sia dalla Banca Centrale Europea che dalla gestione centrale dei crediti cooperativi imposta dalla riforma sul credito bancario. Norme talvolta molto distanti dalla realtà quotidiana, soprattutto in questo momento storico. Un esempio, il blocco dei dividendi imposto dalla BCE per mantenere liquidità nel tempo del contagio, che per i crediti cooperativi significa tagliare il sostegno a tante associazioni del territorio. Mi verrebbe da evocare quali sono gli scopi mutualistici della banca, che sono quelli dati dalla beneficenza, dalla solidarietà, dalla partecipazione, dalla cultura. No? Noi abbiamo indicazioni che questo qua verrà bloccato, però abbiamo comunque fatto qualche cosa. Noi non è che siamo stati fermi, cioè noi abbiamo dato per esempio 100.000 euro alla protezione civile di Pordenone e di Treviso, perché era dovuta questa cosa qua, per il grande impegno che stanno mettendo queste organizzazioni qua. Ma voi siete contro la BCE allora? Noi non siamo contro la BCE, noi siamo contro quelli che vogliono impedirci di lavorare seriamente. Infine, l'ultima amara realtà, secondo il presidente Zamberlan, riguarda l'erogazione garantita dallo Stato. Questi 25.000 euro che dovrebbero essere garantiti dallo Stato, che dovrebbero arrivare, in realtà sono nient'altro che un modo, diciamo così, per anticipare i pagamenti delle tasse. Andrà a finire proprio così, perché alla fine le banche le aziende si ritroveranno a dover pagare e utilizzeranno proprio questi fondi, che poi sono prestiti, non è che siano soldi regalati. Intanto si pensa sempre di più alla fase 2, quella delle ripartenze che in Veneto saranno sostenibili, poggeranno su mascherine, guanti e gel. Così il presidente Zaia nella consueta conferenza stampa sulle aperture rimanda all'esecutivo nazionale. Dipendesse da me, ha detto, avrei fatto prima. L'idea del nostro piano è un'idea molto semplice, non è l'ufficio complicazioni affari semplici, cioè abbiamo l'ABC, termometro, mascherina, distanza, guanti, non guanti, gel, insomma le disinfezione, registri, insomma le cose che sono sostenibili per un'azienda. Un piano di riapertura sostenibile fatto di dispositivi e diagnostica per tutte le imprese del Veneto, sicurezza quindi e burocrazia zero nelle intenzioni della Regione, che sta raccogliendo numerose disponibilità da parte degli imprenditori pronti a pagare di tasca propria lo screening sui collaboratori. Devo dire che gli imprenditori sono assolutamente eccezionali, perché qui chiamano tutti imprenditori che si mettono a disposizione e chiedono, e questo l'ho fatto in un sondaggio, vedrete che trovate il riscontro, tutti sono disponibili a pagare i test se potessero averli per i loro lavoratori. Resta da capire quale sarà la tabella di marcia del governo. La deadline resta il 4 maggio, ma alcune attività potrebbero riaprire prima, dalla moda all'auto, questo stando anche alle voci che arrivano da Roma. Se da un lato Zaia ribadisce come la competenza sia dell'esecutivo nazionale, dall'altro spera in un'accelerazione dei tempi. Dipendesse da me, aprirei tutto con gradualità e responsabilità. Un piano specifico è in corso di elaborazione per il comparto turistico veneto. In maniera tale che anche lì si possa venire fuori una proposta che sia sostenibile, che non sia quella dei box in plexiglass, che veramente non esiste. Manca solo chi mette sagome di Osei sui cosi e dopo siamo a posto. Scenari impietosi a parte, il governatore resta fiducioso anche guardando al mercato tedesco, forse la stagione non è del tutto persa. Io resto fiducioso del fatto che gli stranieri arriveranno, anche perché sapete, se è vero che la Germania riapre dal 4 in maniera importante, se è vero che noi ripartiremo, poi c'è tutto maggio, c'è tutto giugno, e quindi tu arrivi in piena estate che hai già un ricordo di 2 mesi di libertà rispetto ai 2 mesi di quarantena. Cioè, se domani mattina avessimo il 15 agosto è ovvio che sarebbe traumatica la storia, ma il 15 agosto fra 3 mesi e mezzo. E c'è spazio anche per qualche buona notizia, questa in particolare arriva dal centro di cardiochirurgia dell'ospedale di Padova. Ieri nessuno se n'è accorto magari,
ma è stato fatto il 1000° trapianto di cuore in Veneto da parte dello staff, anzi il 1000° cuore trapiantato dal team del professor Gerosa. E in Veneto arriva un progetto e un manuale per ripartire in sicurezza nelle aziende. Arrivano il Covid Manager, un decalogo comportamentale, una sperimentazione in 20 aziende con 3.000 lavoratori in totale. È un progetto in 3 fasi, quello che la Regione del Veneto ha presentato nel pomeriggio a categorie economiche e sindacati. Riaprire sì, il prima possibile, questo è il concetto, ma nella massima sicurezza sanitaria. Prima mossa sarà l'individuazione in ogni azienda di un Covid Manager come figura di riferimento dell'intero processo. Secondo passo, la definizione di un piano aziendale dei rischi Covid. Subito dopo la definizione e applicazione rigorosa di 10 indicazioni operative da attuare in azienda, un decalogo vero e proprio che va dalla sanificazione degli ambienti di lavoro all'incentivazione dello smart working, passando per l'obbligo di utilizzo di guanti e dispositivi di protezione, uso razionale dei test diagnostici. A categorie economiche e parti sociali la Regione ha chiesto di far pervenire a stretto giro le proprie osservazioni e suggerimenti. L'intenzione è quello di condividere con il governo entro lunedì, annunciano Zaia e l'assessore alla sanità Lanzarin. Presente al tavolo anche la CNA del Veneto, gli artigiani sono pronti a fare la loro parte. Nei contesti delle imprese artigiane gli assembramenti sono ridotti. Le distanze, per buona parte, possono essere rispettate utilizzando dei dispositivi di protezione individuale. Ci può essere un'organizzazione anche nel rapporto con la clientela o con i fornitori ben organizzato. La Regione a sua volta, oltre a predisporre un manuale, è pronta a partire con una sperimentazione in 20 aziende con 3.000 lavoratori totali. L'edilizia privata è allo stremo, non abbandoniamo le imprese se in sicurezza vanno fatte lavorare. Così Simonetta Rubinato, presidente di Veneto Vivo, ha scritto al ministro Patuanelli chiedendo di integrare i codici Ateco delle attività. C'è la possibilità e la sicurezza che si può lavorare in questi cantieri, appunto tutelando la salute dei lavoratori. Questa è la domanda che Simonetta Rubinato ha girato in queste ore attraverso una lettera al ministro per lo sviluppo economico Stefano Patuanelli. L'edilizia privata, dice l'ex parlamentare, è in ginocchio. Da un lato ci sono i timori degli acquirenti che hanno stipulato i mutui e ora rischiano di incorrere in ulteriori costi, dall'altro l'impossibilità di sostenere senza guadagni i costi fissi, il pagamento di tasse, fornitori e materiali, senza contare le difficoltà per i dipendenti che, trovandosi in cassa integrazione, non possono disporre immediatamente delle risorse per il fabbisogno delle famiglie. L'appello al governo è di integrare i codici Ateco. Integrarli inserendo sostanzialmente quelle che sono le attività di costruzione, di edilizia residenziale e non residenziale, quindi abitazioni, stabilimenti produttivi su cui famiglie e imprenditori magari hanno cominciato ad investire e che proprio in questo momento proprio a pensare la casa quanto è importante per le persone, no? Come luogo dell'abitare. In realtà l'appello è rivolto anche a Zaia. In Liguria il governatore, riferisce Rubinato, ha sbloccato i cantieri minori. Proprio dicendo che i codici Ateco vanno interpretati perché non sono rappresentativi in modo univoco delle attività produttive ma hanno solo finalità statistiche, lui ha ritenuto di liberare questo tipo di attività, la piccola edilizia, oltre ad altre, nel suo territorio, nella Liguria. Quindi io sottolineo al Ministro Patuanelli come sia anche necessario dare omogeneità alla normativa in tutto il territorio nazionale. Primi risultati del pool per il controllo dei prezzi organizzato dalla Polizia Locale di Treviso. Gli agenti del nucleo commerciale hanno proceduto a partire dall'8 aprile a registrare i prezzi dei prodotti più comuni, formando una sorta di paniere. Lo stesso prodotto, spiega il comandante Andrea Gallo, subisce notevoli rincari. Il caffè in un punto vendita è stato venduto a 6,80 euro e in un altro a 12,40 euro, oppure omogenizzati da 4,90 euro a 10,16 euro, o le zucchine da 1,19 euro a 2,99 euro. In un caso il disinfettante è stato venduto a 6,76 euro, mentre lo stesso prodotto era in vendita altrove a 1,65 euro. A fronte di differenze così marcate, gli agenti del pool controllo prezzi stanno chiedendo ai supermercati le fatture per confrontare il prezzo di acquisto all'ingrosso rispetto a quello proposto al consumatore finale. In caso di aumento ingiustificato dei prezzi, le società titolari saranno segnalate all'autorità garante sulla concorrenza.
E si lavora anche nella Marca per la riorganizzazione degli ospedali, per un ritorno alla normalità, anche se resteranno dei letti a disposizione dei futuri pazienti Covid. Il direttore generale delle due Benazzi però avverte non sarà più nulla come prima. Il presidente Zaia in questi giorni ha parlato di come la ripartenza passerà anche attraverso una nuova riorganizzazione degli ospedali, ad iniziare da quelli non Covid. Nella Marca si sta già lavorando a questo grazie ad una progressiva diminuzione dei pazienti ricoverati nei reparti e nelle terapie intensive. Un lento ritorno alla normalità, senza dimenticare però, specifica subito il direttore generale Benazzi, che navighiamo ancora in acque pericolose, ovvero il virus non è scomparso, anzi. Pian piano, lentamente stiamo dismettendo le persone dalle terapie intensive, non faremo entrare più altri Covid perché per fortuna non ce ne sono, però qualche posto letto va mantenuta e va tenuta alta l'attenzione perché il virus è con noi, continua a rimanere tra di noi, pericoloso. A Conegliano ad esempio non ci sono più pazienti Covid e si procederà così anche negli altri ospedali. L'idea è di liberare gli ospedali e se riusciamo, tenere solo dei reparti destinati ai pazienti Covid-19, ovviamente nei pronti soccorsi trovare delle aree ad hoc dove mettere delle persone che arrivano, che devono fare il tampone. Discorso diverso naturalmente per i due Covid Center della Marca, il nosocomio di Vittorio Veneto e il San Camillo di Treviso. Per parlare di apertura totale sia di Vittorio Veneto e di San Camillo, sarei molto più accorto. Dunque un ritorno alla normalità che dovrà essere lento e graduale. Sia Vittorio Veneto, dove andremo a riaprire penso da maggio, Lottorino, che è un centro di riferimento nazionale, e cominceremo i lavori delle nuove rianimazioni. San Camillo inizierà a fare per esempio tutta la parte oncologica. Nulla sarà più come prima, avverte il direttore generale, che invita i cittadini a rivedere le proprie abitudini anche per quanto riguarda gli accessi agli ospedali. Se si può fare a meno di entrare in ospedale è meglio, perché dobbiamo continuare a proteggerci tutti, dobbiamo proteggere chi sta male realmente, che è dentro in ospedale, per evitare che questo si contagi da Covid-19, dobbiamo proteggere anche chi ha realmente bisogno. I tempi anche di visita saranno più lunghi perché dobbiamo rispettare la distanza di 1 metro, non dobbiamo sovraffollare ovviamente le sale d'attesa, le visite dobbiamo utilizzare mascherine, i presidi, per cui chiedo alle persone di avere, capire che un mondo è cambiato. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Ieri vi avevamo parlato del ritrovamento di un anziano che si era smarrito mercoledì mattina a Castelfranco e che aveva trascorso un'intera notte al freddo da solo prima di essere ritrovato. I carabinieri, che hanno coordinato le ricerche, invitano i pensionati e i loro familiari a non esitare a chiedere aiuto in questo particolare momento. Quello che noi raccomandiamo, soprattutto per quanto riguarda le fasce più deboli che in questo periodo sono in Casa del Sole, di attivare immediatamente il numero dei carabinieri in caso di bisogno. Sarà a nostra cura e a nostro piacere poterci adoperare per fornire loro qualsiasi tipo di ausilio. E i familiari degli anziani lo stesso invito, quello di rivolgersi a noi per qualsiasi bisogno che i loro cari possono avere in questo periodo di isolamento e di lontananza dagli affetti. L'appello del comandante dei Carabinieri di Castelfranco Veneto arriva all'indomani del ritrovamento, fortunatamente in buone condizioni, dell'anziano di 84 anni che era scomparso mercoledì mattina e che ha trascorso un'intera nottata all'addiaccio prima di essere rintracciato riverso in un fosso. Sono migliaia i pensionati costretti a rimanere a casa da soli, molte le problematiche che possono avere, anche di assistenza, di disorientamento, da qui la piena disponibilità dell'Arma ad adoperarsi per risolvere piccoli grandi problemi che l'isolamento forzato comporta. Così da non arrivare a situazioni di pericolo come quella che ha fatto temere per la sorte dell'84enne, rintracciato grazie a una grande mobilitazione di forze dell'ordine e vigili del fuoco. Gli immediati soccorsi sono stati prontamente organizzati, hanno permesso comunque di trarre in salvo l'anziano, di condurlo presso l'ospedale di Castelfranco Veneto, dove si trova in buone condizioni e dove probabilmente, queste sono anche le indicazioni familiari, nella giornata di oggi verrà dimesso.
Adesso torniamo a Treviso, andiamo in via Brigata Marche, dove i residenti promettono battaglia per la nuova antenna telefonica in fase di installazione, ma dal comune fanno sapere di avere le mani legate. Ieri si sono radunati intorno al cantiere rischiando di venire multati per assembramento. Oggi sono passati alla protesta con striscioni e appelli. I residenti della zona tra Viale Brigata Marche e Via degli Alpini non cedono. La nuova antenna telefonica che si sta installando non la vogliono. Escluso che si tratti del discusso 5G, ci sono altri motivi per opporsi, dicono. Il traliccio priva di visibilità chi si deve immettere in strada e poi a pochi passi c'è una scuola. È vero che non c'è nessuna sicurezza che queste onde siano nocive, sicuramente bene non fanno, questo è evidente, e non ci sembra il luogo in tutti i casi adatto. In tutti i casi secondo me avremmo dovuto essere messi a conoscenza di questa cosa che non è stata fatta, e ci troviamo che vengono a fare i lavori in un periodo in cui non possiamo neanche trovarci perché siamo in quarantena più o meno, insomma, e quindi le scuole sono chiuse e di conseguenza anche i genitori dei bambini non possono muoversi. Non mi sembra corretto, insomma, questo modo di comportarsi. I residenti non intendono rassegnarsi e annunciano appena possibile un comitato e una raccolta firme, ma dal comune fanno sapere che non ci sono vie d'uscita. Noi abbiamo una delibera della Giunta Manildo del Partito Democratico approvata il 28 marzo 2018 che prevedeva l'insediamento di 7 antenne più altre 24. Le 7 antenne erano già collocate, di cui purtroppo quella in Viale Brigata Marche, le altre siamo riusciti a farle spostare tutte in dei campanili e abbiamo bloccato le altre 24 che erano già in approvazione. Purtroppo questa è la situazione che abbiamo ereditato, quindi le antenne già approvate purtroppo devono essere collocate. L'amministrazione ha spinto per collocarle sui campanili, così come sta tentando di non far installare nuovi tralicci per le successive 24 antenne. Un fattore più estetico che di sicurezza, sottolinea Manera, dal momento che gli impianti risultano sicuri, ma comprende e condivide il disappunto dei residenti. Sono certificate per avere un impatto ambientale molto basso, noi siamo quasi 6 volte sotto il limite di legge addirittura, siamo molto attenti a questo. Però il fatto di essere così invasive dal punto di vista fisico come dei nuovi pennoni, questo sicuramente è deleterio, perché nessuno di noi vuole svegliarsi la mattina e trovarsi davanti a casa una nuova antenna. E adesso un anniversario molto speciale, quello che hanno festeggiato oggi Giorgio Zani e Nelda Mariotta. Pensate, da 70 anni marito e moglie. Giorgio e Nelda, 93 e 91 anni, 70 di questi trascorsi insieme come marito e moglie. La coppia trevigiana infatti celebra il 70° anniversario di matrimonio, un traguardo che a causa delle misure restrittive per l'emergenza coronavirus non hanno potuto festeggiare con parenti e amici. Ma a questi due arzilli coniugi sono arrivati gli auguri in videochiamata del sindaco di Treviso, Mario Conte. Come avete fatto a resistere 70 anni insieme? Quanto vi amate? Ognuno sopportava l'altro. Ma Nelda, chi dei due ha più pazienza? Nelda o Giorgio? Io quella che ha più pazienza dei due, in verità. Pazienza certo, ma soprattutto un grande amore, la parola chiave per Giorgio e Nelda. Ci vogliamo tanto bene, dicono mentre si abbracciano stretti. Sono trascorsi 70 anni da quel 17 aprile del 1950, quando dopo 3 anni di fidanzamento si sono uniti in matrimonio nella chiesa di Sant'Agostino. Eccole le foto in bianco e nero del giorno del sì. Per lei nessun abito bianco, solo il velo, ma sul viso il sorriso per l'inizio di una vita insieme destinata a durare oltre mezzo secolo. Dietro ad un'unione così duratura un segreto che anche il sindaco Conte ha cercato di carpire. Ero davvero curioso di sapere qual era il segreto per rimanere insieme così tanti anni e mi hanno detto che l'amore è il sentimento più grande che li ha uniti e soprattutto mi ha incuriosito perché ha detto che quando litigano ognuno si tiene la sua idea. Appena l'emergenza sarà passata, il sindaco ha promesso di festeggiare con loro questo anniversario speciale. Stanno seguendo anche le indicazioni del Ministero e della Regione, compresi i figli che ringrazio, che ci hanno messo in contatto per fare questa videochiamata. Appena passerà questa emergenza però andrò da loro a dargli i miei 2 classici baci e il strucon, che ormai è una caratteristica un po' di questo sindaco, ma appartiene proprio alla nostra tradizione. Lezioni al conservatorio in tempo di coronavirus, online anche quelle di strumento. Un'incertezza, la fragilità umana, no? Deve uscire in questo piano. E poi la reazione, la tempesta, l'energia della vita che non frena. Proviamo un attimo a creare questo grande contrasto, dai.
solo storia, inglese, matematica o italiano nella didattica a distanza che da settimane ha sostituito le lezioni in classe. A volte una stanza di casa può trasformarsi non solo in aula, ma addirittura in palcoscenico, come accade per gli allievi del Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto, per i quali i docenti hanno riattivato in via telematica la gran parte dei corsi. Ottimo, facciamo fino a qui. Allora, bene, bravo, un bel andamento di danza. Stai attento a due cose dal punto di vista tecnico un pochino. E sono proprio i corsi individuali di strumento la peculiarità di questo modello di didattica. Pur riconoscendo che è insostituibile, quindi il magistero del docente con il discente davanti, e quindi quel lavoro di bottega rinascimentale che si faceva un tempo, stiamo testando anche con risultati modesti, ma comunque discreti e sufficientemente possibili, anche l'attività appunto di lezione individuale di strumento che in altri tempi sembrava impossibile da fare, quindi ci siamo attrezzati e oggi siamo oltre il 90% tra studenti e professori che stanno lavorando online. Gli allievi, prosegue, si dimostrano motivati e attenti, al punto che il direttore, che è anche l'attuale presidente dei conservatori veneti, ammette che per il futuro, conclusa l'emergenza, una percentuale di lezioni a distanza si potrebbe mantenere. E questo sarebbe positivo per noi, ma anche e soprattutto per gli studenti, che eviterebbero quindi spostamenti, spese ulteriori di spostamenti magari per venire più volte in conservatorio, e anche per noi una gestione delle aule e degli spazi in maniera un po' più distesa. Di contro, come è accaduto a Venezia, esercitarsi a casa può comportare i suoi imprevisti. È successo magari che chi risiede in un condominio deve suonare la tromba, oppure deve studiare l'arpa o deve studiare il pianoforte, insomma strumenti che hanno anche la loro sonorità, magari devono rispettare gli orari ovviamente previsti, e quindi con delle difficoltà magari di vicinato e quant'altro, e quindi l'importanza anche di concedere a questi poveri studenti un minimo di sopportazione in questa clausura. Sarà un weekend all'insegna della stabilità sul fronte meteo, un peggioramento atteso per lunedì, ma per le piogge tanto attese soprattutto dal settore dell'agricoltura bisognerà attendere almeno una settimana. Continuano le condizioni di tempo stabile, c'è un anticiclone non così intenso ma che ci protegge quel tanto per impedire il passaggio di sistemi perturbati che comunque scorreranno sulle Alpi e faranno indirettamente sentire i propri effetti con un po' di nuvolosità, quindi più in dettaglio per domani, inizialmente una nuvolosità, una velatura del cielo ma poi spazi di sereno, e così per domenica. Un peggioramento più sensibile per lunedì, quando il cielo dovrebbe essere veramente molto nuvoloso, però non sono previste piogge, è solo un passaggio, è solo una pausa di tempo un po' più brutto, più instabile per lunedì, e poi ancora tempo stabile per tutta la settimana. Forse qualcosa cambierà a fine della prossima settimana, quindi per ora le piogge non sono previste, almeno quelle diffuse. I venti saranno deboli, direzione variabile, le temperature, valori minimi sono stabili intorno ai 10-12 gradi, valori massimi intorno ai 22-23 gradi. Il mare è quasi calmo, poco mosso. Apriamo adesso la nostra pagina con tutte le notizie di oggi da Belluno e provincia. Si parla di riaperture anche sul fronte turistico, e il CAI del Veneto pone l'accento sui rifugi. Ci sono troppe incertezze, ma insieme ce la faremo, dice il presidente Renato Frigo. Le misure imposte dall'emergenza coronavirus rischiano di penalizzare la riapertura dei rifugi di montagna che si apprestano al pari degli altri a ripartire in concomitanza con l'avvio della stagione turistica, ma a pesare sulla possibilità di poter garantire il distanziamento sociale è proprio la conformazione delle strutture alpine in quota. Noi abbiamo un grosso problema perché l'età media dei rifugi ha dai 100 anni per arrivare ai più recenti che hanno 50 anni. La funzione del rifugio aveva una funzione di ricovero, di sostentamento delle persone, degli alpinisti che andavano in montagna, quindi con una concezione differente rispetto alla concezione degli alberghetti. I rifugi sono quei luoghi magici che si raggiungono dopo ore di cammino, che presentano spazi ridotti e camere con più letti a castello
prive di servizi privati. Garantire il distanziamento, la continua sanificazione degli ambienti e il minor contatto sociale risulta molto difficile. Il CAI per questo ha presentato precise richieste alla Regione Veneto. Noi chiediamo alla Regione del Veneto che tenga in considerazione la peculiarità dei rifugi di montagna. I rifugi non sono solo strutture di ricezione turistica, ma sono luoghi di vita, anche alternativa per chi li gestisce e per chi li frequenta, elementi fondamentali dell'offerta turistica della montagna veneta. I rifugi di proprietà o gestiti dalle sezioni CAI del Veneto sono 37, per un complessivo di 1.904 posti letto e 2.931 posti a sedere. Siamo preoccupati, la nostra intenzione è quella di una volta di collaborare per costruire delle regole che possano permettere l'inizio dell'attività. Il CAI si farà promotore nei prossimi giorni di contattare medici, esperti, rifugisti e altre figure competenti affinché possano elaborare una serie di indicazioni a supporto delle regole che le autorità regionali dovranno emanare nei prossimi giorni per la riapertura della stagione turistica. Posteggi distanziati di almeno 20 metri l'uno dall'altro, perimetrati con transenne, nastro segnaletico o altro sistema e corredati di un chiaro percorso di accesso distinto da quello di uscita. Sono le nuove regole per i gestori delle bancarelle dei mercati giornalieri e settimanali di generi alimentari a Belluno, che già da domani vedrà riattivarsi la vendita all'aperto della frazione di Castion. Clienti e addetti alla vendita dovranno usare guanti e mascherine o altri dispositivi che garantiscano la copertura di bocca e naso, con messa a disposizione da parte del venditore degli stessi strumenti di protezione a chi ne fosse sprovvisto. Gli accessi dovranno essere scaglionati, consentendo l'ingresso all'area di vendita ad una sola persona alla volta, fatta eccezione per le persone che necessitano di accompagnamento come minori di 14 anni e disabili. Gioco di squadra tra Fondo Welfare e Comitato d'Intesa. Parte l'iniziativa #Aiutiamoci Belluno, raccolta fondi per l'emergenza coronavirus. Si rimette in gioco la stessa solidarietà che si era già mossa durante l'emergenza Vaia. Fondo Welfare e Comitato d'Intesa hanno avviato una raccolta fondi da destinare al post-coronavirus per provare a risolvere alcune delle criticità create dall'epidemia, soprattutto quelle che interessano da vicino le famiglie. Si tratta semplicemente di una proposta che faremo a tutti i cittadini bellunesi e anche a tutte le aziende che sono interessati, di devolvere la gestione liberale a favore della popolazione bellunese che, finita l'emergenza sanitaria, avrà gravi difficoltà economiche a arrivare a fine mese a pagare le bollette, a mandare i figli a scuola, a vivere. Il numero di persone che in queste settimane si sono rivolte ai comuni per il bonus spesa è significativo. In una prima raccolta dei dati risultano almeno 70 domande nel comune di Val di Zoldo per circa 180 persone, 95 domande a Longarone per 300 persone e richieste continue nei comuni più grandi come Belluno, dove si sono superate le 1000 domande. È per questo che il Fondo Welfare, attivato dall'amministrazione provinciale di Belluno, ha raccolto senza indugio la proposta di collaborazione avanzata dal Comitato d'Intesa, che ha chiesto una mano per raccogliere e distribuire risorse di aiuto ai bellunesi. Sono circa 2 o 3 settimane che arrivano nella sede del Comitato d'Intesa diverse richieste di approfondimenti, diverse mail, diverse comunicazioni da parte delle nostre associazioni che cominciano a individuare sia le singole persone disagiate sia anche i nuclei familiari che nonostante i provvedimenti nazionali di sostegno al reddito o dei buoni pasto fanno comunque gran fatica a affrontare l'immediato. Gli aiuti che potranno essere concretizzati saranno a integrazione e non in sostituzione dei conti attivati da altri enti rispetto ai bisogni aggiuntivi portati dalla pandemia da Covid-19, esattamente come accadde dopo la tempesta Vaia. È stato uno forse dei più grandi esempi di raccolta fondi, di crowdfunding in provincia di Belluno che ha dato grandissimi risultati, soprattutto utilizzando uno strumento che può essere utilizzato da tutti in modo molto semplice e non si ferma nelle postoie burocratiche. La raccolta di fondi avviene tramite lo strumento dell'erogazione liberale che gode delle agevolazioni fiscali. È stato istituito un conto corrente dedicato con la causale emergenza Covid-19. Tutte le informazioni presto nel sito www.welfaredolomiti.it.
Una notizia di cronaca appena uscita: 2 fratelli di 18 e 19 anni sono stati arrestati a Belluno dopo aver aggredito in momenti diversi 2 poliziotti che erano intervenuti per un controllo in un parco cittadino dove era stato segnalato un assembramento di persone in contrasto con le misure per il contenimento del coronavirus. Uno dei giovani era stato notato con in mano un grosso coltello da cucina. Quando la volante della questura è intervenuta sul posto, i ragazzi si sono dati alla fuga. Gli agenti, uno in una direzione e il secondo nell'altra, hanno tentato di fermare i 2 ragazzi già noti per reati contro il patrimonio. I 2 fratelli hanno posto strenua resistenza ed hanno anche aggredito con calci e pugni i poliziotti, che alla fine sono riusciti comunque a immobilizzarli. Più tardi gli agenti sono stati medicati con prognosi di 4 e 2 giorni. Anche uno degli aggressori ha avuto un giorno di prognosi. I 2 fratelli sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, violenza, lesioni e posti ai domiciliari. Oggi, con la convalida dei provvedimenti, è stato emesso nei loro confronti anche l'obbligo di dimora nel comune di Belluno e il divieto a lasciare l'abitazione dalle 16 alle 24. E adesso siamo arrivati al nostro spazio dedicato ai bambini e ai loro passatempi durante questi giorni in casa. Vi proponiamo il video che ci ha mandato Denise da Mestre. Buonasera a tutti, sono Denise Pasquale da Mestre Venezia. Oggi vi vorrei parlare di un argomento davvero importante, il coronavirus. Il coronavirus è un virus che sta uccidendo migliaia di persone in tutto il mondo. Il coronavirus è una malattia davvero contagiosa che causa raffreddore nelle persone, ma nelle persone più deboli come anziani e altre persone giovani con problemi può causare polmonite e difficoltà a respirare. Il coronavirus è molto contagioso. Restiamo a casa, facciamolo per i nonni e per chi è ammalato. Rispettiamo le regole, non tocchiamoci bocca, naso e occhi con le mani. Laviamoci le mani. Se dobbiamo uscire manteniamo le distanze di sicurezza di almeno 1 metro. Restiamo a casa, evitiamo parchi e luoghi affollati. Ma soprattutto, se dobbiamo starnutire, usiamo un fazzolettino o la piega del gomito. Mi raccomando, aiutiamo i medici e gli infermieri a curare chi è già malato. Facciamolo per il Veneto e per tutta Italia e il mondo. Restiamo a casa e andrà tutto bene. Ascoltiamo i consigli di Denise. È tutto per questa edizione, tra pochissimo continuiamo con l'edizione straordinaria con tutti gli aggiornamenti sul coronavirus. Adesso previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Ben ritrovati al meteo. L'alta pressione determina ancora condizioni di tempo in prevalenza stabile sul nostro territorio, ma vediamo il dettaglio di sabato 18 aprile con la nostra grafica. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Nel pomeriggio probabilità in aumento sulle zone montane per qualche piovasco o breve rovescio. Clima molto mite con temperature minime tra 7 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra i 17 e i 24 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia con la presenza del sole un po' dappertutto e senza precipitazioni. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime sui 19 e 23 all'incirca. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, sarà soleggiato ovunque anche qui con qualche locale addensamento, ma in genere non ci saranno conseguenze. Temperature minime sui 9-10 gradi, massime invece sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.